Siamo con l'assessore Marco Zambuto e da qualche attimo che è finito lo spoglio un commento a caldo dei dati elettorali di Agrigento. Ma noi esprimiamo una grande soddisfazione per i risultati elettorali che vengono fuori dalle urne di questa ultima competizione elettorale. Il partito di Forza Italia porta a Porto Empedocle il candidato sindaco Martello al ballottaggio con un ottimo risultato della lista di Forza Italia e con le liste a sostegno di Martello che chiaramente fanno anche riferimento a questa area, le liste civiche. A Montevago, Margherita La Roccarruvolo, riconfermata sindaco, l'onorevole La Roccarruvolo riconfermata sindaco, è un risultato straordinario di Margherita e che quindi si intesta anche alla nostra area. A Canicattì facciamo un ottimo risultato di lista, una delle prime liste, la lista di Forza Italia. A Favara un buon risultato delle liste, a Favara ci siamo presentati con la lista di Forza Italia e con la lista di Forza Azzurri e otteniamo un buon risultato. A San Biagio Platani con il sindaco eletto, il sindaco di centrodestra, eleggiamo alcuni nostri amici al consiglio comunale, così come anche a Montallegro con il sindaco eletto portiamo come consigliere comunale il nostro amico Cinquemani. Quindi diciamo che c'è un risultato importante soprattutto di presenza nel territorio, di radicamento nel territorio, un radicamento che oggi va a rafforzarsi sempre di più in una logica di grande rappresentanza dei problemi dei comuni e che conferma una classe dirigente a servizio del territorio. Il centrodestra è spaccato, al ballottaggio andranno due del centrodestra. Ecco, cosa succederà? Ci sarà una ricomposizione? Insomma, questo è un problema serio per il centrodestra che unito vince, ma che se si spacca dà spazio ad altre forze. È chiaro che a Porto Empedocle abbiamo un ballottaggio tra esponenti di area appunto di centrodestra e lì deciderà il popolo sovrano. Chiaramente a Favara il fatto di essere andati disuniti ha fatto sì che chiaramente andasse, diciamo, primo il candidato di un'altra area. C'è un problema politico che va affrontato a livello locale ma anche a livello regionale.